In aumento in Italia e in Veneto le malattie professionali, con una crescita di circa il 2% ad oggi, 1000 casi in più rispetto al 2018. Patologie del sistema osteomuscolare, del sistema nervoso e dell'orecchio tra le più diffuse, alcune non gravi ma invalidanti, altre che portano purtroppo al decesso. Considerato che in Europa un lavoratore su 10 opera nel settore sanità, parte dall'azienda ospedaliera di Padova, la più grande d'Italia con i suoi 6.000 dipendenti, un questionario studiato dalla CGIL. È una questione di salute. È lo slogan del nostro lavoro, della nostra indagine. Presentiamo un questionario che non è rivolto solo ai lavoratori della funzione pubblica, cioè del pubblico impiego, ma a tutti quei lavoratori in appalto. Perciò partiamo noi come Filcams, che rappresentiamo i lavoratori del multiservizi, cioè le imprese di pulizie. In sede sindacale un operatore sarà disponibile il mercoledì e giovedì, ma i dipendenti sia diretti dell'azienda sia degli appalti potranno anche accedere al suo appuntamento. Un settore straordinario di indagine, dati i numeri, dove, secondo le statistiche a livello europeo, sono in aumento casi di malattie allergiche o di dermatiti da uso di solventi chimici e poi problemi legati allo stress. L'altra questione che a noi preoccupa molto è il tema del burnout. Il burnout e lo stress da lavoro correlato. In Italia siamo molto indietro su questo. L'INAIL fa ancora fatica a riconoscere le patologie psichiche come patologie invalidanti legate al mondo del lavoro, ma nel tema della salute questo, il fatto di prendersi carico del paziente, dell'utente, può determinarne, legato allo stress da lavoro correlato, l'ammalarsi. Tra le malattie principali quelle muscoloscheletriche codificate e riconosciute negli ultimi anni.